In bicicletta alla scoperta del Veneto. Tappa 11, Primolano, Asiago, Campo Mezzavia. Siamo alla tappa 11, dobbiamo raggiungere l'altopiano di Asiago. Adesso oltrepassiamo il fiume Brenta. Di qui in poi inizia una salita costante con moltissimi tornanti. Ad un certo punto, in un prato di fianco alla strada, scorgiamo 3 ungulati che sembrano essere camosci, anche se ci sembra molto strano visto la loro naturale diffidenza. Oggi siamo partiti da circa 230 metri di altitudine, 24 gradi, l'aria è veramente piacevole. Dobbiamo arrivare intorno ai 1000 metri l'altopiano di Asiago, poi faremo un po' di saliscendi. Giunti ad Enego, facciamo una piccola pausa. Riprendiamo la salita su di un asfalto tappezzato di scritte di appassionati di ciclismo. Qui, a maggio, è passato il Giro d'Italia. Ci fermiamo poi per osservare un allevamento di daini. Siamo intorno a quota 1100, la salita è quasi finita, almeno quella dei tornanti, e adesso poi ci sarà tutto un saliscendi sull'altopiano di Asiago. Percorriamo diversi chilometri di discesa e finalmente troviamo un posto per il pranzo, una bella panchina all'ombra. Riprendiamo la strada verso Asiago e ci troviamo ad affrontare un alto ponte su di una gola. Giungiamo quindi a Fozza. Nel pomeriggio il cielo si copre di nubi. A Gaglio finalmente pausa caffè. Poco dopo entriamo nella magnifica cittadina di Asiago.
percorriamo poi a piedi una via pedonale. Qui siamo sull'altopiano di Asiago e fino ad Asiago il traffico è veramente ridotto, invece da Asiago, questa è la strada che porta a Bassano del Grappa, è aumentato il traffico. A metà pomeriggio arriviamo a Campo Mezzavia, meta della nostra tappa. Iscrivetevi al canale e guardate i nostri video precedenti.